Spostiamoci ora a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, dove c'è massima attenzione del comune sul recente caso di inquinamento da cromo esavalente rilevato in via Stazione, in una ex galvanica. Dal municipio dicono che si deve aspettare la conferma dei dati prima di preoccuparsi. Sabato a Bassano manifestazione popolare per chiedere l'avvio del processo sulle possibili morti bianche causate da un'altra galvanica, quella tristemente nota di Tezze sul Brenta. In comune a Rossano la situazione viene definita seria ma non allarmante. L'inquinamento da cromo 6 e nickel sotto la ex sede della Plastimec galvanica alle casette però c'è nei terreni e nella falda. All'assessorato all'ecologia attendono che l'ARPAV verifichi i dati emersi dalle ricerche fatte eseguire dai proprietari negli stabili della ditta, non più in uso, in via Stazione. C'è una piccola percentuale di cromo 6 che noi dobbiamo solo valutare un attimo la quantità di questo cromo 6. Mancano però dei dati storici riferiti al passato. Faremo delle ricerche perché per il momento io non li ho questi dati storici. Dovete chiedere alla ditta? Le chiederemo alla ditta e che eventualmente vedremo su qualche archivio se c'è qualche dato storico o qualcosa. Sulla diffusione di dati certi si dovrà però ancora attendere, e non poco. E io direi nel giro di un mese, 30-40 giorni, si può essere più precisi. Alcuni anziani del paese ricordano anche che le persone che hanno lavorato lì possono aver subito dei danni dalla lavorazione del cromo. È una cosa che segnalerete all'USL o all'ARPAV? Noi segnaliamo, se ci sono dei casi avremo chiaro che qualcuno mi dice qui e ci dice nome e cognome. Nelle galvaniche ci sono lavorazioni micidiali, significa che c'è un inquinamento, difatti sembra che Rossano abbia raggiunto i 41 metri, ma che evidentemente è molto più grave, per cui le popolazioni e soprattutto i familiari e i lavoratori che hanno lavorato in queste aziende devono costituirsi parte civile, devono costituirsi in comitati e cercare in qualsiasi maniera di riuscire ad arrivare quanto più vicini possibile alla verità e a una giustizia definita sulle cose. Sabato prossimo dalle 9 in largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa il Comitato Difesa Salute di Tezze sensibilizzerà i cittadini sul processo per le morti degli ex lavoratori della galvanica PM. Dello svolgimento di questo processo, dice il Comitato, da tempo dalla Procura non si hanno più notizie.